Domani i veneti truffati dalle banche si sono dati appuntamento a Roma davanti alla sede di Montecitorio per una nuova grande mobilitazione di protesta che coinvolgerà anche i risparmiatori frodati da tutta Italia. Dalla nostra regione oltre 2000 in partenza in rappresentanza delle 40 associazioni degli ingannati dalle banche venete ed emerge una nuova duplice beffa. La prima, il pericolo della cosiddetta revocatoria con i 79.500 veneti che hanno transato e che ora per effetto della procedura concorsuale rischiano di dover restituire i soldi avuti perché poi la somma ottenuta venga spalmata tra i creditori in cima alla lista fallimentare. La seconda beffa riguarda ben 1 migliaio di obbligazionisti veneti che si ritrovano a non avere i requisiti per fare la domanda per ricorrere al fondo che li possa risarcire. I requisiti sono quelli che hanno creato un ostacolo, sono quelli di aver acquistato le obbligazioni prima del giugno 2014 e l'altro è il reddito di 35.000 all'anno, 35.000 euro all'anno, e il terzo requisito importante è di aver fatto il contratto con la banca e non aver fatto il contratto attraverso un'altra banca. Questi tre requisiti a nostro avviso sono illegittimi perché il problema fondamentale è io ho diritto al rimborso perché ho comprato un'obbligazione che è diventata a rischio senza che fossi adeguatamente informato di questo cambio di regime avvenuto appunto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nel giugno del 2014.